Io sono qui chiaramente anche a dire un grazie a tutta la popolazione e a tutta la generosità delle associazioni di Valdobbiadene, in particolare le Prolocco, che hanno voluto destinare questa somma raccolta all'Associazione Nazionale Alpini, avendo fiducia ovviamente in quello che l'Associazione Nazionale Alpini farà, e posso dire che la fiducia è ben riposta. Abbiamo già pensato a un primo intervento che sarà nel comune di Accumoli e pensiamo di poter partire con i lavori proprio in primavera, sperando che questa neve di questi giorni possa lasciare libero il campo e ci possa permettere di organizzare al meglio il lavoro. Vogliamo essere come sempre concreti, quindi abbiamo pensato a un edificio polifunzionale che possa permettere ai cittadini di fare punto di riferimento. Questo ci era stato chiesto in maniera pressante dal sindaco e questo noi intendiamo fare. Speriamo di poter entro l'anno consegnare l'opera. Questa è un'iniziativa delle Proloco, gli alpini e tutti per dare un sostegno alle zone terremotate giù in Umbria. Che hanno veramente bisogno. Questo è un importante gesto di volontariato per la ricostruzione delle zone terremotate. Un gesto di solidarietà che poi è anche concreto con la presenza sul campo dei nostri alpini, dei volontari della Protezione Civile. Certo, siamo già stati giù due settimane, proprio la settimana adiacente a Natale. E 15 giorni prima con il nostro Protezione Civile di Valdobbiadene e l'Emete, tutti i 5 comuni hanno partecipato praticamente a queste attività di protezione civile. Adesso ci hanno richiesto ancora delle giornate a essere a disposizione per il discorso neve laggiù. È un giorno importante perché questo contributo si aggiunge, è una piccola goccia che si aggiunge a tutti i contributi che vengono transitati per tramite appunto degli alpini della sezione nazionale, gruppo nazionale alpini per la ricostruzione. Oggi parliamo di emergenza, dopo mesi dal 24 agosto, ma sono ancora in emergenza. Ma non c'è solo l'emergenza, c'è anche la ricostruzione delle case, la ricostruzione di centri di aggregazione per far sì che queste piccole comunità continuino ad essere vive. Speriamo il più presto possibile, speriamo che questa emergenza venga superata, ma in realtà bisogna pensare anche al domani e gli alpini in questo sono sempre presenti assieme alle associazioni del territorio valdobbiadene. Oltre al nucleo di protezione civile degli alpini appunto, anche l'altro nucleo, quello dell'antincendi boschivi, sarà impegnato proprio tra poche ore sul campo per l'emergenza neve. Gli alpini della sezione Valdobbiadene è già stata giù nei paesi terremotati circa un mese fa. Oggi pomeriggio alle 15 parte con la colonna mobile anche il gruppo di protezione civile degli antincendio boschivi di Valdobbiadene. Saranno giù per 3 giorni per spalare neve, per dare la possibilità alle borgate ancora non accessibili di ricevere gli aiuti e i soccorsi. Ritorneranno probabilmente lunedì sera, ma poi sarà chiamata un'altra unità sempre degli antincendio boschivo e probabilmente anche degli alpini.